Benvenuti e bentornati all'Almanacco. Oggi è domenica 5 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.53. La luna si leva alle 23.53 e cala alle 10.22. Oggi la Chiesa celebra Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il nome Antonio ha radici antichissime, probabilmente etrusche, e porta con sé un significato di forza e valore. Significa infatti colui che combatte o colui che affronta i suoi avversari. Il 5 luglio è la giornata mondiale del bikini. Nonostante la sua popolarità moderna, la storia di questo indumento è millenaria. Le testimonianze più antiche risalgono proprio in Sicilia, nella villa romana del Casale a Piazza Armerina. Nei mosaici della Camera delle Fanciulle, risalenti al 300 d.C. e portati alla luce negli anni 50, sono raffigurate atlete che indossano indumenti sorprendentemente simili al bikini moderno mentre corrono e sollevano pesi. Sono 44 le candeline per l'ex calciatore e allenatore Alberto Gilardino. Campione del mondo nel 2006 e bomber di razza con le maglie del Milan, Fiorentina e Parma, Gilardino continua la sua carriera nel mondo del calcio portando la sua esperienza dalla polvere al campo alla panchina. Festeggia 79 anni il conduttore e autore Giancarlo Magalli, pilastro della televisione italiana, dai villaggi turistici ai grandi successi come I Fatti Vostri e Fantastico. Magalli resta uno dei volti più sagaci e amati del piccolo schermo, capaci di unire ironia e professionalità. E infine oggi compie 32 anni la modella influencer Soleil Sorge. Nata a Los Angeles, ha saputo conquistare il pubblico televisivo italiano partecipando a numerosi reality, da Uomini e Donne al Grande Fratello VIP e all'Isola dei Famosi, affermandosi come una delle personalità più carismatiche del web. Il 5 luglio del 1946 avvenne l'esplosione del bikini. Il sarto francese Louis Renard presenta a Parigi un costume da bagno a due pezzi che lascia la pancia scoperta. Il nome provocatorio si ispira all'atollo di Bikini dove USA stavano compiendo test nucleari, perché Renard prevedeva un effetto esplosivo sulla società. La prima a osare ad indossarlo fu Michelle Bernardini. Solo negli anni 50, grazie a icone come Brigitte Bardot, il bikini divenne re indiscusso delle spiagge. Il ruggito del T-Rex era un mix. Sapevate che nel film Jurassic Park i tecnici del suono hanno dovuto inventare le voci dei dinosauri? Per il temibile T-Rex infatti hanno creato una miscela incredibile. Hanno unito il barrito di un elefante, il verso di una tigre e, incredibile ma vero, l'abbaio isterico di un piccolo cane Jack Russell velocizzato. Buona domenica! Concludiamo questo primo weekend di luglio dando uno sguardo ai consigli e alle sorprese che le stelle hanno in serbo per noi. Ariete. Una domenica all'insegna del movimento. Avete energia da vendere, ideale per dello sport all'aria aperta o una camminata rigenerante. Toro. Dedicate la giornata agli affetti più cari. Un pranzo in famiglia o con gli amici storici vi restituirà il buon umore e la serenità. Gemelli. Siete delle vere calamite oggi. Le vostre parole affascinano e conquistano. Ottime chance per chi vuole dichiararsi o fare colpo. Cancro. Giornata perfetta per coccolarvi. Concedetevi quel piccolo vizio che rimandate da tempo. Ve lo meritate tutto. Leone. Il cielo vi regala un carisma irresistibile. Sarete i registi della giornata e tutti saranno felici di seguirvi nelle vostre idee. Vergine. Una domenica tranquilla, ottima per staccare la mente dai problemi pratici. Lasciate che le cose accadano da sole, senza pianificare. Bilancia. Siete circondati da un'energia molto positiva. Favoriti i progetti di coppia e gli incontri per chi ha voglia di rimettersi in gioco. Scorpione. Sentite il bisogno di fare chiarezza su una questione privata. Fatelo con calma e senza fretta. La domenica consiglia prudenza. Sagittario. La luna vi sorride e vi spinge a viaggiare, anche solo con la mente. Giornata ideale per pianificare le prossime vacanze. Capricorno. Siete insolitamente riflessivi. Sfruttate questa domenica per ricaricare le batterie in vista di una settimana che si preannuncia intensa. Acquario.
aria di romanticismo e complicità. Mettete da parte i pensieri logici e lasciate che sia il cuore a guidare le vostre azioni. Pesci. Una bellissima intuizione vi illuminerà la giornata. Fidatevi del vostro istinto, vi porterà esattamente dove desiderate essere. Buona domenica a tutti. L'oroscopo torna domani per iniziare insieme una nuova settimana. Il 5 luglio 1996 nasce la pecora Dolly, il primo mammifero al mondo clonato con successo da una cellula adulta. L'esperimento condotto ad Edimburgo segnò una svolta epocale per la scienza. Curiosità. Il nome fu scelto in onore della cantante country Dolly Parton. Prima di lei gli scienziati avevano tentato l'impresa con le pecore Megan e Morag, ma senza raggiungere lo stesso risultato. In Italia diciamo spesso sano come un pesce. Gli inglesi hanno un'espressione altrettanto curiosa, cioè fit as a fiddle, che significa letteralmente sano come un violino. Ma perché un violino? Perché anticamente lo strumento doveva essere mantenuto in condizioni perfette per suonare bene, proprio come un corpo in piena salute. Jean Cocteau, genio dell'avanguardia parigina, Cocteau fu un artista totale. Poeta, disegnatore e regista, la sua vita fu un'altalena tra creatività immensa e abissi personali, come la sua lunga dipendenza dall'oppio che cercava di combattere in clinica per sfuggire al dolore e alla paura della morte. Accanto a lui, fino alla fine, ci fu l'attore Jean Marais, musa e compagno di vita, protagonista dei suoi film più onirici e visionari. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Chi decide cos'è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Quindi non abbiate paura di essere fuori dal comune, perché è proprio nell'insolito che si nasconde la vera magia. Io vi auguro una buona domenica piena di meraviglia e di piccole, bellissime scoperte. Vi aspetto domani sempre qui con il nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jair.